Secondo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica mancano le condizioni necessarie al tranquillo svolgimento della festa di Santa Croce Sagra del Tataratà 2019 di Casteltermini, pertanto ne è stato disposto il differimento di circa 2 settimane in attesa che vengano ristabilite le circostanze che hanno allarmato il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Il provvedimento sarebbe stato determinato da una acclarata predisposizione dei ceti partecipanti ad accendere dialoghi dai toni tanto intransigenti da sfociare in comportamenti aggressivi e rissosi. Una abitudine atavica, tanto da avere dato vita ad un detto dialettale secondo cui non c'è Santa Croce se non c'è una lite. E tutto si sarebbe già verificato venerdì con minacce e aggressioni accadute durante il corteo e che non hanno avuto conseguenze solo grazie all'intervento di quegli stessi carabinieri che nel pomeriggio hanno poi sentito i protagonisti dei disordini, ritenendo che gli episodi di caos e violenza avrebbero potuto verificarsi ancora. La decisione, come era prevedibile, ha suscitato una rida di polemiche legate a svariati aspetti di natura politica, economica e sociale che subito si sono levate contro il provvedimento di sospensione. La Sagra del Tataratà, manifestazione acquisita al patrimonio immateriale dell'UNESCO, come da programma avrebbe dovuto svolgersi dal 30 maggio fino al 2 giugno, pertanto la cittadina montana si era preparata anche quest'anno ad accoglierne i festeggiamenti, predisporre l'offerta turistica in termini proprio di accoglienza, gastronomia locale, oggettistica, allestimenti che potesse incentivare i visitatori a partecipare all'evento. Lo stop di fatto ha imposto una frenata brusca per le attività economiche e generato anche grande delusione tra i cittadini legati da sempre alla festa che attendono ogni anno con fervore. La prima strigliata di natura squisitamente politica arriva per il sindaco Gioacchino Nicastro, presente alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e reo, secondo alcuni, di avere accettato passivamente la decisione. Infatti è immediata la risposta dell'assessore Salvatore Scozzari che insieme ai consiglieri Greco e D'Urso si dissocia dalle scelte operate dall'amministrazione comunale, preannunciando addirittura le sue dimissioni. Sulla vicenda interviene anche l'onorevole Giuseppe Scozzari, già deputato nazionale e componente dell'antimafia, avvocato castelterminese che in merito ha scritto una nota all'ex sindaco Stefano Licata e ai suoi concittadini, puntando sull'assenza di una classe politica, afferma, capace di assumersi le sue responsabilità, di una guida autorevole capace di fare comprendere che certi valori vanno difesi perché costituiscono l'essenza più intima di un popolo. Per l'onorevole Scozzari questa scelta marca una sconfitta dello Stato, avendone sancito assenza e impotenza a garantire l'ordine pubblico e tutelare la collettività. Toni accesi ai quali il sindaco Nicastro risponde in questo modo. Ora vedremo se succede qualcosa stamattina, per ora aspettiamo il prefetto che ci dica qualcosa. Ma come mai c'è stato questo blocco? Quali sono le reali motivazioni addotte? Oltre a dei fatti che sono successi ma all'esterno della festa, poi si è innescato un meccanismo che ha portato alla sospensione della festa per appunto precauzionalmente per l'ordine pubblico. Invece lei sostiene che la festa bisogna farla anche per una questione di tradizione, no? Io credo di sì, c'è stato veramente più problema con l'ordine pubblico dopo che prima, perché giustamente c'erano molte persone di fuori e quindi dovevano andare via e si lamentavano per essere venuti e aver avuto la notizia la sera. Quando sarà la festa in programma, se si farà? Noi sicuramente aspettiamo che succeda, però la sposteremo sicuramente per dare una nuova organizzazione a breve tempo, perché non si può fermare una festa dopo 352 anni di tradizione.